La Labarda Spy Story pare non avere fine. Il 19 giugno 2012 sarà ricordato come il giorno funesto per il calcio triestino. La parola fine sulla gloriosa storia della Labarda è stata scritta. Da gennaio a oggi nessun acquirente si è fatto vivo per salvarla. Si è provato a sfruttare tutte le strade fino all'ultimo giorno utile, ma nessuno si è fatto avanti. Ora si deve capire cosa succederà in futuro. Siamo sicuri che la Triestina riparta dal campionato regionale d'eccellenza Friuli Venezia Giulia? Nubi nere all'orizzonte minacciano l'arrivo del prossimo temporale, anzi della madre di tutte le tempeste. Una patata bollente. In queste ore il titolo sportivo è stato consegnato nelle mani di Giancarlo Abete, presidente della Federazione Italiana Giococalcio. Se ci sarà una cordata seria, la Federcalcio chiederà un parere scritto al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia per capire in quale categoria collocare la nuova Labarda. Se tutto ciò non sarà fatto nei tempi stabiliti dallo Statuto federale, la futura Triestina dovrà ripartire dalla terza categoria. La nuova Unione Sportiva Calcio Triestina è nata il 27 luglio 1994 dalle ceneri dell'Unione Sportiva Triestina Calcio, dichiarata fallita e radiata il 30 giugno dello stesso anno. Questo particolare potrebbe incidere parecchio sulla futura collocazione nei campionati dilettantistici e c'è chi vocifera di una fusione con il Trieste Calcio. Ci sarà? Non ci sarà? Cosa succederà? Come cantava Sergio Endrigo. In tribuna come un pascià e la Triestina militava in Serie A.